Dovremmo fare sul canale dell'Identitario una rubrica dal titolo Segni della fine dei tempi oppure segni di una società occidentale ormai morente o in stato zombie. E a pieno titolo in questa rubrica potrebbe rientrare la notizia di cui voglio parlarvi oggi, diffusa da Repubblica. Si parla di nozze soligamiche, cioè di nozze senza un partner ma verso se stessi. Ne parla in Italia una artista o sedicente tale che si chiama Elena Chetra, che attorno a questo concetto delle nozze con se stessi ha formato una serie di performance artistiche. Il post su Repubblica dice che nell'ultimo anno più di 1000 persone si sono sposate con se stesse, il 65% sono donne, il 26% uomini e il 9% non ha specificato il proprio sesso di appartenenza. Ovviamente si tratta di una cosa che non nasce in Italia, è una moda importata dagli Stati Uniti d'America, noi importiamo sempre il peggio dagli Stati Uniti d'America. Alla base di questo c'è un buonismo, c'è un concetto anche vero, cioè si vuole dire che per amare gli altri è necessario prima amare se stessi, ma non ha alcun senso però parlare di nozze soligamiche, perché questa notizia ha un sottofondo molto rischioso, che è quello di dire ma si può anche star bene da soli, non hai bisogno dell'altro, mentre invece tutte le tradizioni filosofiche, le tradizioni spirituali del passato, le tradizioni spirituali e filosofiche più antiche ci dicono che la nostra identità si forma nella relazione con l'altro, cioè noi siamo esseri relazionali, conosciamo noi stessi e formiamo la nostra identità grazie alla relazione e al confronto con l'altro. Ed è proprio questo di cui forse ha paura questo potere dominante, cioè che noi conosciamo noi stessi e conosciamo noi stessi nella relazione con l'altro, e la relazione con l'altro attraverso la quale possiamo conoscere noi stessi per eccellenza è proprio la relazione amorosa con un partner, una relazione che poi possiamo sublimare in senso spirituale e attraverso la quale possiamo conoscere l'amore vero, che è qualcosa poi che ha a che fare con la spiritualità. Ecco, tutto questo al potere dominante fa estremamente paura, ed è per questo motivo che veicola messaggi come questo della sologamia, cioè il matrimonio con se stessi senza il bisogno di un partner. Alla base di tutto questo c'è poi l'intenzione di mantenere la natalità bassa a livello 0 o sotto 0, perché non vogliono che la natalità cresca. Questo problema c'è soprattutto in Italia. Ecco, quando vediamo queste notizie che apparentemente sembrano di colore, ma in realtà sono notizie profondamente politiche, attraverso il quale si vuole dare un indirizzo ben preciso alla società, che è quello di dire restate soli perché soli state benissimo. Non è assolutamente così, dobbiamo invece entrare in relazione con l'altro, formare delle comunità, trovare quante più relazioni possibili, quindi relazioni con un partner, un solo partner intendo, quindi relazioni amorose, relazioni amicali di tipo affettivo, e formare delle comunità, perché questo poi è l'aspetto fondamentale di cui invece questo potere dominante, a mio avviso, ha estremamente paura. Ecco, leggiamo sempre in maniera critica. Capolinea è l'ultima fermata della libera informazione.